Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Campionato italiano di Serie B-Win che giunge alla 39esima giornata e allo stadio Zecchini di Grosseto arriva il lanciatissimo Pescara di Zeman in cerca di una vittoria che avvicinerebbe gli abruzzesi a quel sogno chiamato Serie A. Padroni di casa che non hanno particolari problemi di classifica, ma il tecnico Ugolotti chiede ai suoi una chiusura di stagione all'altezza in vista delle celebrazioni per il centenario della squadra. Zeman deve fare a meno di Verratti squalificato e Immobile non al meglio per un problema muscolare. Toccherà ad Insigne dunque trascinare i suoi. Arbitro della sfida il signor Gaglione di Alessandria ed è proprio il ragazzo di proprietà del Napoli a cercare il gol al quarto con questo tiro dal limite dell'area, la mira è però sbagliata, pallone alto. Gioco che ristagna a centrocampo, ma al 19esimo un lampo dei toscani. Crimi cerca Sforzini con un lancio, l'attaccante difende il pallone, calcia, Anania si supera e dice di no all'attaccante del Grosseto. Poco dopo un'azione tutta di prima del Pescara con il lancio verso Insigne, ribatte la difesa del Grosseto, il pallone che arriva a Caprari, il sinistro risponde Viotti che non sfigura e mette in calcio d'angolo. Improvvisa svolta del match al 33esimo, Insigne vince un contrasto con Alfagheme, allarga a destra per Balzano, il cross immediato ed è Alfagheme che colpisce in maniera fantastica ma non nella porta giusta, autogol clamoroso, esultano gli abruzzesi. Autei consola invece l'argentino, rivediamo il cross e l'incornata letale di Alfagheme che castiga il proprio portiere Viotti. Pescara dunque avanti per 1-0. Minuto 42 da cerchiare in rosso. Insigne riceve palla sulla tre quarti, serie di finte del gioiellino di Zeman, vede l'inserimento di Maniero ma decide di puntare, Petras lo salta e poi calcia con il destro, un gol fantastico, l'ennesimo di Lorenzo Insigne, sono 17 in stagione ma soprattutto è 2-0 Pescara. Rivediamo l'azione importante del giocatore del Pescara, magia di Insigne, ultima azione di questo primo tempo. Ugolotti opera due cambi al rientro, fuori Mancino e Alfagheme, dentro Misulaka e Sciacca. Ma alla prima azione della ripresa si chiudono i giochi. Minuto 53 da corner, Insigne, il pallone in aria, Viotti respinge ma arriva Nielsen ed è 3-0 Pescara, ancora in gol, secondo consecutivo dopo quello con il Padova del danese arrivato a gennaio, e abruzzesi che dunque ipotecano il successo. Due sostituzioni per Zeman, Sansovini per Caprari e Conè per Maniero, ed è proprio Conè entrato da poco a stoppare un pallone in aria. Serve al limite ancora Nielsen che con il destro lambisce il palo, pericolosissima la banda. Zeman come sempre si mette malissimo invece al 60esimo per il Grosseto. Ronaldo vorrebbe il fallo per questo intervento, protesta vivacemente, l'arbitro Gaglione lo espelle. Grosseto dunque in 10, si fa avanti ancora il Pescara al 66esimo con Sansovini che trova lo spazio giusto, entrato da poco e fa 4-0, sono 16 i gol stagionali per l'attaccante di Zeman. Rivediamo la bella conclusione con il sinistro. Il 75esimo rigore per il Grosseto per questo fallo di Anania su Sforzini, ammonito Anania che diffidato salterà la gara con il Torino. Parte Sforzini dagli 11 metri, para Anania ma arriva ancora Sforzini che di testa accorcia le distanze per i suoi. Si giunge allo scadere con questa bella azione di Calderoni che mette al centro per Sforzini che realizza la sua doppietta personale, 4-2 il punteggio finale, sono 3 punti d'oro per Zeman in chiave promozione diretta. Per Ugolotti una sconfitta che però non va a sminuire l'ottimo torneo dei suoi.